Buon pomeriggio amici di Sportisti, un saluto da Marco Genduso qui per commentarvi la 20ª giornata del campo di Serie C2 Girone A che vede affrontarsi Futsal Emiri e Sicilia Futsal. Vediamo intanto qua le due formazioni sotto la nostra postazione, mister Orlando con i propri ragazzi, da parte la squadra del Sicilia Futsal che si è già schierata in campo, dunque nessun circle time, invece nel caso del Futsal Emiri vediamo chi partirà dal primo. Sicuramente Rinicella dovrebbe iniziare, così come Capitan Rappa. Poi vediamo Salerno, Sciacca e Pera. Insomma, questo è il quintetto iniziale che oggi scenderà dal primo minuto. Intanto vi mostriamo il nostro scoreboard 0-0, chiaramente il risultato. Poi il cronometro, come sempre vi ricordiamo che partirà dall'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato, in questo caso da Salerno, che inizierà il gioco. D'altra parte invece vediamo tra i pali non dovrebbe essere Liuzza, adesso vediamo anche conferma. Sicuramente vediamo Calandrino in difesa, Totta sulla fascia destra, poi dovrebbe trattarsi di Graffeo sulla sinistra. Adesso, anzi no, dovrebbe essere Interisano sull'out di sinistra. Adesso cerchiamo di darvi anche contezza sui 5 titolari delle Sicilia Futsal, ma inizia questa partita con il primo sesto palo del Futsal Emira con Rappa verso Pera, che la controlla subito con il mancino, trova Salerno. Nuovamente Capitan Rappa, esce subito sulla pressione il Sicilia Futsal con Corso, che dunque sarà lui il pivot in questo inizio di partita. E dunque come laterale è Graffeo, dunque avevamo detto anche correttamente all'inizio, Interisano parte dalla panchina, anche lui è uno dei più interessanti, uno dei più tecnici, sicuramente l'uomo più evidente dal punto di vista dei dati statistici è sicuramente Totta. Salerno intanto, Sciacca, oggi una formazione piuttosto offensiva per gli Emiri con Pera, Salerno ma anche Sciacca in campo, soltanto Rappa è l'unico con attitudini più difensive. Al tempo presenti anche dei piccoli tifosi degli Emiri che stanno cercando di farsi sentire in questi primissimi minuti. Una gara che può dire veramente tanto per gli Emiri, forse un po' poco invece per il Sicilia Futsal, perché guardando la classifica al momento primo posto per la Merlo con 43 punti, poi vediamo il Marsala con Città di Marsala con 38, poi Emiri Ficarazzi a quota 37, 2 punti in meno invece per il Pioppo a quota 35, che oggi scende in campo proprio contro la Merlo Calcio a 5. Insomma, il campionato C2 ancora può dare tante risposte e oggi sicuramente può essere una grande partita. Intanto Pera, secondo palo, Sciacca, Salerno cerca il primo palo, la respinta di Mangogna, e questa era una grande occasione per gli Emiri con Sciacca che forse poteva sicuramente calciare prima, ma poteva farlo anche. Riesco a uscire online intanto per commentare questa partita tra Futsal Emiri e Sicilia Futsal. 0-0 il risultato, non è successo nulla nei minuti di stacco della diretta, con una occasione in realtà per Totta, con Rinicella invece molto attento a chiudere sul primo. Salerno cerca di autolanciarsi, poi con questa giocata palla che non ne subisce alcuna deviazione, dunque rimessa dal fondo. Totta, no, però si sentiva tipo Sciacca, Sciacca, Rappa, si torna dietro ancora dal numero 13, Salerno, palla di ritorno alle parti di Capitan Rappa che cerca un appoggio su Salerno, poi l'aggancio non è dei più felici in questa cosa del numero 14 con Mangogna che poi riparte da Capitan Calandrino. Graffeo si appoggia subito dal proprio capitano che cerca forse un passaggio semplice, ottiene soltanto Totta. Sciacca esce sulla pressione, lo vuole fermarlo prima che possa creare un'occasione, poi palla direttamente su Rinicella che ricordiamo ha fatto già una buona parata qualche minuto fa sul tentativo di Totta. Sciacca cerca di sfuggire, salta all'omoveggio
calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questa può essere sicuramente una grande occasione per il Futsal Emiri, potrebbe battere, vediamo, forse lo stesso Sciacca, anche se Salerno in realtà con il suo destro potrebbe dire qualcosa da quella distanza. Tutta rapida per Pera che calcia! E poi sul secondo palo non arriva Salerno, o meglio arriva ma non riesce a spedire in porta, ma qui è stata una grande idea da parte degli Emiri di battere rapidamente con questo pallone, palla che però non termina in porta. Sarà rimessa nel frattempo con il neo entrato Interisano, posto di Graffeo, questo è quindi il primo cambio. Poi alza Totta, un po' troppo probabilmente. C'era comunque Sciacca che stava seguendo il suo diretto avversario. Pera, per lui 2 grandi occasioni in questa partita. La prima forse poteva anche calciare in porta, la seconda invece saggiamente cercava il secondo palo, aveva anche ottenuto con la scivolata di Salerno, poi palla che però non è andata in rete. Pera prova a rientrare sul mancino, Totta non è d'accordo, poi lo punta sulla velocità, salta all'uomo, Percorso che calcia verso la porta, Rinicella la blocca in 2 tempi, si va a trovare prontissimo anche il numero 23, e se il Futsal Emiri al momento risulta essere la migliore difesa di questo campionato, deve anche tanto a lui. Intanto Sciacca 2 volte, Salerno, e poi ancora è una gara aperta a tutti i risultati. Dunque dicevamo come i Futsal Emiri siano la migliore difesa di questo campionato, 42 gol subiti dall'inizio della stagione in queste 20 partite di campionato, e grande merito va dato sicuramente all'estremo difensore Rinicella. Il Rappa dice qualcosa al suo portiere, dice forse che poteva benissimo controllarla, però Rinicella non ha voluto rischiare nulla. Interisano cerca il dribbling, ottiene il fondo e calcia. Rinicella serenamente blocca e fa subito ripartire Sciacca, che oggi sembra veramente in giornata il numero 13. Rappa, Pera, sempre Rappa, nel frattempo non si muove nessuno, anzi no, Pecoraro e Naccari. Tanto cerca Sciacca l'inserimento di Salerno, non ne riesce. Dunque Naccari e Pecoraro che potrebbero fare il loro ingresso in questa partita. Vediamo al posto di chi, probabilmente Salerno potrebbe lasciare il posto a Pecoraro. Dal punto di vista del ruolo chiaramente cambia poco. Lopiano è entrato al posto di Corso, che ha avuto una grande occasione in precedenza, non sfruttata. Interisano, Totta, palla di ritorno per Rappa, che non è stato questa volta pulitissimo nel suo intervento. Poi Sciacca cerca il passaggio, Interisano la tocca, Sciacca ancora, Mangogna respinge, sta rispondendo benissimo il portiere, che oggi sostituisce il primo, che invece è Calogero Liuzza, che è soltanto in panchina. Rappa, Sciacca può cercare il dribbling, chi riesce, calcia con il mancino, Mangogna la tocca ma poi tocca soprattutto la traversa, palla in calcio d'angolo, ma Sciacca è veramente al momento il più attivo. Pera, finta, può calciare con il destro, non se la sente, poi Rappa si allarga un po', scivola, appena entrato. Sciacca, pressione poi di Lopiano, tanti cambi per Sicilia Futsal, soltanto Capitan Calandrino rimane in campo. Lopiano, Pera sfonda tutto, poi cambia gioco, non era una brutta idea in questo caso. Dunque è entrato Lorenzo Ingoia per il Sicilia Futsal. Nel frattempo time out chiamato, scelta saggia, sono stati soltanto 10 minuti, però c'è veramente tanto caldo. Questo può essere sicuramente un fattore del match, perché vediamo 2 squadre battagliarsi in campo dando quasi il 100% la propria forma, però il caldo chiaramente si fa sentire. Dunque non è mai facile riuscire a giocare con queste temperature molto calde. Poi chiaramente bisogna ricordare che siamo soltanto al 23 di marzo, primavera che è entrata appena da 2 giorni, ma quasi sembra già fare la differenza. Nel frattempo il risultato sempre di 0-0 tra Emiri e Sicilia Futsal. Non si sblocca il risultato, ma abbiamo già visto diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. Sicuramente meglio gli Emiri, però anche il Sicilia Futsal comunque ha risposto bene. Ci sarà probabilmente qualche cambio, perché Pecoraro è pronto ad entrare e dovrebbe essere anche Naccari.
Vediamo chi uscirà. Fuori Pera sicuramente. Pera e Salerno dunque lasceranno il campo al duo formato da Naccari e Mattia Pecoraro. Poi anche il presidente Rampolla a caricare il proprio numero 21. Ingoia, Calandrino, sempre Ingoia, uno dei più tecnici della squadra. Palla di ritorno, Naccari chiude molto bene. Calandrino cerca l'imbucata, sbaglia, Pecoraro capisce tutto in anticipo, voleva partire da solo, in mezzo a due, viene fermato, ma cerca di accendersi, prove per Pecoraro. La rimessa non è del Futsal Emili, sembrava di sì dalla mia visione. Poi Lopiano prova un aggancio con il petto, visibilmente molto complicato. Naccari, Rappa. Naccari, rimasto in campo nel frattempo Sciacca, e credo con ampio merito, è sicuramente il migliore in campo in questi primi 13 di gioco. Rappa. Sciacca cerca il passaggio per Naccari, era rimasto fermo però. Brutta idea in questo caso da parte dei padroni di casa che hanno sprecato un importante pallone. Interisano, salta, Naccari va sul fondo, sconto con Rinicella. Uno scontro molto duro tra i due, ma comunque sul pallone. Poi sembra aver preso un colpo alla nuca il portiere, ma tutto ok. La calcio d'angolo, la tocca poi con l'addome Rappa. Lopiano lascia lì ad Ingoia che vuole sfuggire alla marcatura. Sciacca gli ruba il pallone, ruba anche la rimessa laterale perché il possesso è del Sicilia Futsal. Interisano vuole le finte, raddoppiato Cascagiù, si continua. Poi sbaglia invece il passaggio, è entrato Calogero Bivona al posto di Capitan Calandrino, che dunque dopo 14 minuti ha lasciato il campo. Interisano sguscia via, Rappa lascia lì il piede, poi Pecoraro che può puntare, doppio passo, poi Rappa calcia verso la porta, Mangogna riesce a respingere molto bene, poi palla allontanata, sarà rimessa ancora per gli Emiri con Pecoraro che si gira benissimo, imbucata per Rappa, Pecoraro e poi Mangogna compie un miracolo assoluto. Che occasione per gli Emiri, più una magia assoluta dello stesso Pecoraro per Rappa che gli ha restituito questo pallone. Poi incredibilmente ha sbagliato, ma grande merito del portiere. Poi Sciacca 2 volte con la prima no, con la seconda sì, di testa Sciacca fa il gol dell'1-0. Ha sbloccato il risultato il Futsal Emiri con questo gol di Sciacca. Dunque sta confermando l'ottimo inizio di questo match. L'avevamo detto, era probabilmente il migliore dal punto di vista della prestazione. Qui ruba il pallone, ma Ingoia poi si mette davanti e salta anche Pecoraro. Ingoia salta, cerca con la punta, palla che favorisce Bivona 2 volte, 3 volte, poi Naccari qui molto bravo con il fisico ad appoggiare su Capitan Rappa che viene inseguito da Lopiano. Palla incollata sotto la suola, non vuole sbagliare nulla il capitano, che viene un po' spinto da Lopiano, che però lo porta all'errore, in quanto Rappa poi spazza il pallone più lontano che può. Poteva fare veramente poco in quel caso Rappa. Lopiano lotta con Naccari, poi Pecoraro si autolancia, vediamo cosa crea Pecoraro, poi esterno verso Sciacca. Non era una palla sbagliata, però forse Sciacca era anche un po' stanco. Sono 16 minuti di gioco. Ha corso tanto Sciacca. Ingoia ne salta uno, non il secondo, poi calcia con la punta. Ingoia la tocca, calcio d'angolo con Rinicella che dice ai compagni di posizionarsi meglio, poi battuta a forza di Ingoia con Sciacca che spazza. Bivona la tiene in campo, Interisano, buono qui l'aggancio, poi vuole il dribbling, si porta un po' troppo verso l'esterno. Nel frattempo non si muove nessuno in panchina. Dai, vieni un po'. Anzi no, dovrebbe esserci un cambio tra un po', con Sarci che potrebbe subentrare al posto di Sciacca. Infatti viene chiamato l'autore del gol, grande partita per lui al momento, però un po' stanco, c'è anche tanto caldo, credo, quindi cambio giusto da parte
di Mister Orlando. Ingoia Interisano, sfida ancora Naccari e poi cerca il traversone in mezzo. Al momento Interisano sta mettendo veramente tanto in difficoltà con la sua velocità, la sua rapidità. Naccari, che è un giocatore decisamente più fisico, però al momento sta avendo qualche problema nel tenerlo. Palla di ritorno cercata e tentata con Sarci, essere pure inserito. Non ha funzionato. Ingoia. Lo stesso Sarci va in anticipo. Poi Pecoraro arpiona questo pallone, si ferma. Poi non vince il rimpallo. Mangogna blocca. Tanto ricco in campo Graffeo. Erasmo Graffeo. Bivon avanza a diversi metri. Sa che c'è spazio per potersi prendere il campo. Poi 1-2, buono il pallone. Poi conclusione da fuori di Graffeo, respinge Rinicella che poi urla ai compagni di svegliarsi. Non è contento dell'atteggiamento. Il caldo non può essere una scusante. Il velo, poi conclusione di Ingoia, la tocca Rappa e l'alza in calcio d'angolo. Nel frattempo c'è stato un altro cambio con l'ingresso di Stefano Sanci. Poi il presidente Rampola chiama anche le timeout alla prossima, sa che non sta funzionando qualcosa in squadra e vuole chiaramente cambiare. Pecoraro nasconde il pallone, poi Graffeo molto bravo qui a fermarlo, però c'è spazio per un timeout, dunque piccolo momento di break. E con questo caldo credo sia anche la scelta più giusta. L'abbiamo visto al 10° minuto, lo stiamo vedendo anche al 18° con il presidente Rampola, che infatti consiglia anche ai suoi giocatori di sciacquarsi un po' il viso e i capelli, perché chiaramente c'è veramente tanto caldo. 1-0 il risultato intanto con il gol di Sciacca, che al momento sta decidendo questa bellissima partita, che al momento vede due squadre equilibrarsi in campo. Stiamo entrando dunque quasi al 20° di questo primo tempo, una gara diciamo molto equilibrata con il Sicilia Futsal che nonostante in campionato non possa più dire nulla, in realtà vediamo che non sta regalando nulla agli Emiri, che invece dall'altra parte hanno un disperato bisogno di trovare punti con la classifica che potrebbe veramente dire tanto ancora, in attesa chiaramente dei risultati degli altri campi. Poi appena abbiamo palla noi viene al cambio, beh. Nel tempo dovrebbe entrare Comito al posto di Rappa, se non l'abbiamo sentito male. L'ex calciatore dello Iato. Poi Naccari, conclusione murata. Poi Pecoraro sempre Naccari, saggiamente torna dietro. Scelta giustissima da parte del numero 16. Ha visto la pressione di Totta. Naccari. Esce Sanci sulla pressione. Rappa verso Rinicella, sempre Rappa. Fa una finta, gli riesce, poi va praticamente quasi sull'uomo di Vona, cerca il tiro, si coordina male però. Il Rappa ha rischiato veramente tanto, uno dei primissimi errori della sua partita. Dentro Comito intanto. E con tutta l'esperienza in campo del professore Alessandro Comito. Cerca subito di addomesticare il pallone, poi prova il dribbling, in questo caso Pecoraro non gli riesce. Vediamo un po' più laterale adesso Mattia Pecoraro. Totta può puntare il primo uomo, lo salta, poi torna dietro saggiamente, scambia con Graffeo, poi palla su Sanci, tocca Comito, sempre Graffeo che va ad arpionare questo pallone. Bivona, buon ingresso anche per Bivona comunque. Totta sguscia via e calcia con il testo sul primo palo, troppo però sull'esterno con Rincella che non accenna nemmeno una smorfia. Palla fuori. Comito. Si fanno sentire ancora i piccoli tifosi degli Emire. Da inizio partita stanno tenendo compagnia in questa diretta con dei bellissimi cori. Comito. Palla incollata sulla suola, rischia tanto il numero 6, ma fa una buona giocata con tutta la sua esperienza. Scambia con Sarci, poi Naccari, sempre Sarci. Tempo panchina ancora per Shortino.
anche per Stefano Testagrossa. Sono gli unici due, infatti, non deve aver fatto il loro ingresso in questo match, oltre chiaramente il secondo portiere Nando Passalacqua, però con Rinicella è anche un po' complicato trovare minutaggio. Pecoraro rientra, Naccari potrebbe pensare a una conclusione, lo fa adesso, prende in pieno Pecoraro che sente anche la botta, poi si lamenta col compagno, diceva di aspettare probabilmente tutto il suo movimento. Bivona, Graffeo, Totta, Graffeo, ancora Totta. Nuovamente Graffeo, pressione alta adesso di Sarci che cerca di aiutare i compagni con questo intervento di Sanci che invece la porta fuori. Errore da parte del numero 9 del Sicilia Futsal. Comito. Scali che si inserisce, Naccari non rischia nulla, torna direttamente da Rinicella, poi Comito. Naccari, buona qui l'uscita dalla pressione, ma poi forse c'era anche un tocco con il braccio, non è sanzionato dal direttore di gara. Graffeo si allarga e vuole la conclusione con il destro, Comito però si fa trovare davanti e nega che il pallone possa arrivare direttamente dalle parti del compagno. Pecoraro, buon lavoro, Comito la porta avanti con la sola, rientra Comito, cerca Pecoraro con la punta e poi miracolo di Mangogna, molto sfortunato adesso però Pecoraro. Comito si addormenta sulla pressione di Totta, ancora grande occasione per gli Emiri, tanta sfortuna invece per Pecoraro che si è trovato ancora di fronte a un super Mangogna. Naccari sul secondo palo, Sarci 1-2 calcia, questa era una buona conclusione. Palla fuori, non di molto in realtà, una buona occasione. Emiri che stanno sì controllando la partita, però forse faticano negli ultimi metri. 1-2, Totta! E trova anche il pareggio, 1-2 perfetto con Sanci, batte Rinicella, fa 1-1. Dietro in campo nel frattempo Pera, 1-2 molto semplice ma ben fatto da parte degli ospiti che hanno aperto in due la difesa degli Emiri e poi hanno colpito con il solito Totta, un tiro non irresistibile però di punta, anche da posizione ravvicinata poteva veramente poco Rinicella in questo caso, infatti era anche molto arrabbiato con i propri compagni. Nel frattempo è entrato Pera, dicevamo, al posto di Pecoraro, dunque non è Salerno. Naccari cerca di lottare con il fisico, poi non concede nulla a Totta che dopo il gol regala anche un buon intervento in fase difensiva. Palla a rimorchio, Comito allarga per Pera, non era una brutta idea, però forse la cercava con il piede mancino, probabilmente il 17, così non è stato e dunque rimessa regalata al Sicilia Futsal, adesso può controllare il pallone. Calandrino. Totta. Sì, Sergio. Palla di ritorno, ancora Totta, lotta con Comito, poi c'è anche Naccari che fa sentire il fisico. Comito allarga molto bene, Pera è un contropiede per i Futsal Emiri che cambia gioco verso Comito, però era troppo avanti, in questo caso il numero 6, palla fuori, ancora una volta non si sono capiti due. Frattempo, penso ci sarà qualche cambio per gli Emiri con mister Orlando che potrebbe rimettere in campo forse Sciacca che sembrava quello più in partita. Un gol, ma al di là del gol chiaramente ottime giocate. Intanto Naccari sguscia molto bene qui con la suola, poi sbaglia il passaggio troppo profondo per Comito. Graffeo, Calandrino, palla lunga, lotta, poi Sanci con Comito che lo trattiene un po'. Una buona chiamata da parte del direttore di gara, non era facile da vedere, ma è stato molto bravo in questo caso. Calcio di punizione, quindi Calandrino sta sistemando il pallone in barriera, poi dice a Sciacca appena entrato di spostarsi. Sciacca
ha preso il posto di Naccari, dunque, e vediamo se agirà lui da pivot o se invece continuerà come laterale, perché in campo c'è anche Sarci che potrebbe benissimo giocare, o chiaramente Pera. Vediamo chi effettivamente farà questo ruolo. Tanto è entrato in campo anche in Goia per se la Fuzza. Va Calandrino con la punta, prende in pieno Sarci e poi palla in rimessa laterale. Ingoia, Sanci prova il tacco, Sciacca ancora una volta a un altro passo, poi prova il dribbling, non gli riesce, Mangoia poi blocca abilmente il pallone. Ragazzi, acceleriamo. Comito, Vai. Pera, sempre Comito. Pera di prima, buono questo pallone, poi Sciacca non arriva. Non era una brutta idea per gli Emiri, che potevano tornare in vantaggio con questa azione insistita. Pera con il mancino, Comito si appoggia nuovamente sul compagno, poi Sciacca vuole il destro, finta, sterzata, Sciacca prende in pieno il suo avversario, poi la tiene in campo, qui Mangogna, ma grande azione ancora di Sciacca, che è decisamente il migliore in campo quest'oggi. Poi Ingoia con Pera, commette fallo lo stesso numero 21. Sarci a diversi metri davanti a sé, se li prende tutti il 26, poi cerca anche la conclusione, Mangoia para con i piedi, poi Pera controlla con il mancino, vuole fare tutto solo, viene tallonato, mette in mezzo per Sciacca, qui non ci è arrivato, però c'è stato un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara al minuto 28 e 35 secondi, e da questa distanza al tanto vediamo che Comito già si è preso il pallone, quindi potrebbe essere già un piccolo spoiler sul battitore, però attenzione anche alla posizione di Sciacca, che lo vedete fuori dall'area di rigore solissimo, perché no, potrebbe anche ricevere il pallone, infatti lo sta guardando attentamente, ma forse Comito da lì vuole trovare la porta, uno come lui può farlo. Sta parlando Comito con i compagni, è uno schema per liberare il tiro di Sciacca, palla fuori, non l'ha presa benissimo questa volta Sciacca. Mangoia, palla lunga, Sciacca con il petto, poi mette giù Interisano e Renicella, sempre prontissimo il portiere, che sta attraversando veramente una grande stagione. Ingoia prova il tiro da fuori. Calandrino, direttamente da Mangoia, un passaggio forse non era indirizzato al portiere, poi cerca Totta. Sciacca, Pera, tempo nessun altro cambio, dunque si terminerà con questo quintetto probabilmente. Sarci cerca il secondo palo, palla non passa, prende soltanto Calandrino, sarà rimessa tra le zone offensive. Sciacca si gira ancora ennesima, mangia Sciacca e poi la prende ancora, prende anche questa Mangogna, ma che giocata di Sciacca che oggi sta veramente sembrando infermabile. Sciacca, Pera cerca l'imbucata sbagliata, Mangogna blocca. Che prestazione per il giovane portiere, poi palla lunga a cercare il passaggio su Interisano. Pera, siamo arrivati intanto al minuto 31 di gioco, siamo già oltre i 30 regolamentari. Sciacca, cambia tutto, Sarci, 1-2, Sciacca, mancino, destro, nasconde il pallone, questa volta Totta lo ferma in maniera regolare, poi concluso Interisano, poteva decisamente fare tante altre cose, infatti Ingoia si arrabbia tanto con il compagno perché era anche ben messo. Comito, Sciacca per Sarci che allarga dalle parti di Pera, che vuole il suo mancino, poi palla imbucata, Sciacca prova il destro, deviazione, calcio d'angolo. C'è ancora spazio per giocare con questo corner. Giuta corta, Pera, le finte, poi sul secondo palo poteva anche
cercare la porta ma non l'ha fatto, poi insegue Ngoia che lo salta nettamente, secondo palo cercato, non arriva nessuno, poi Rinicella si arrabbia veramente tanto con Pera dicendo di calciare verso la porta, effettivamente poteva farlo ancora una volta. Un po' troppo altruismo. Sciacca, Comito e poi va bene così. Finisce il primo tempo dopo 32 minuti. Gara molto equilibrata, molto bella tra Emiri e Sicilia Futsal. Noi intanto vi salutiamo, ma come diciamo sempre, per qualche istante, perché solo qui su Canali di Sportisti il secondo tempo in esclusiva. A dopo! Ferruzza supera bene, posizione di fuorigioco. Occhio a Giovagnoli, ce l'ha sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta, Giovagnoli insiste. L'Opicio lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora a Casabala. Mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazzara, il fallo su Jason Gomez Nobre. Risoleo, il Mazzara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino. Il Mazzara torna a segnare dopo 5 partite. Attenzione all'occasione che ha Pane Bianco. Gomez si cerca di vincere il rimpallo più efficace. Giovagnoli, Ferruccia, posizione buona per Pane Bianco. Boyang allarga tutto, Pongo entra in area, vince il rimpallo anche lui, mette in mezzo con il sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang, il gol del 2-0 delle Mazzara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il Gambiano da quando è arrivato in Italia. De Morra 1-2 con Albanese, calcio da fuori, Coco, lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato, batte Giovagnoli, è uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra, la prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il Pane Bianco, solita scena, Pane Bianco verso l'interno, passaggio per Fernandez, Coco, lancio in mezzo verso Guadagnoli, Fernandez al volo, allontana Ciancimino. Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruccia, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruccia, alla seconda da titolare, 2-1. Occhio però a Gomez Nobre che rientra, Casabala, deviazione di Reghini, Fernandez ha preso fiducia, dopo l'assist prova il tiro dal limite dell'area di rigore, pallone per Pane Bianco, cambia molte volte il Geraci, Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli, il Geraci la riprende, passa in campionato, calcio di rigore per il Mazzara, batte Risoleo, possibilità di riportarsi in vantaggio, il mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore, il Mazzara è di nuovo in vantaggio, 3-2. Il Mazzara vuole prendere tempo, è stato espulso Gomez Nobre. C'è un altro rosso per Pane Bianco, il rosso anche per Casabala, Geraci in 10, Mazzara in 9. Pallone a vuoto, il tiro di Guadagnoli. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare con sul secondo palo, il 3-3 al 91esimo, ha segnato Bruno Reghini dalla difesa, il suo colpo di testa lo segnava dal 2018. Presa fuori Ferruzza, bene, si distende, pallone ancora vivo Fernandez, ancora bene, che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3.
campionato di promozione girone B, Polisportiva, Lascari Cefalù 5, Promende 0. Siamo qui con il mister Grimaudo della Polisportiva. Innanzitutto un parere sulla prestazione dei vostri ragazzi. È sicuramente è una prestazione perché hai vinto positiva, però insomma i miei ragazzi lo sanno che possono dare molto di più, però siamo contenti di questo risultato. Niente, cerchiamo ormai le ultime 2 partite di portare più punti possibili, insomma è un peccato che sicuramente magari non possiamo raggiungere i playoff per qualche punto perso precedentemente. E quindi volevo allacciare appunto alla seconda domanda: con quali motivazioni scendere in campo per le ultime 2 di campionato? Ma le motivazioni loro sanno benissimo, i miei ragazzi, che devono essere sempre le stesse. Dobbiamo sempre giocare per vincere senza mai mollare, perché insomma nel calcio mai dire mai. Noi dobbiamo cercare di fare altri 6 punti e poi insomma vedere che succede dall'altra parte. Con un occhio a Galati. Certo, speriamo che magari il Galati ci possa fare un piacere a noi, però è normale che dobbiamo vincere prima noi. Siamo tornati live intanto per questo magnifico secondo tempo tra Futsal Emiri e Sicilia Futsal. Risultato al momento, come indica il nostro tabellone, di 1-1. Prende soltanto l'arrivo da parte delle direttori di gara, che poi dirigerà questo incontro. Inizia quindi il secondo tempo con il primo possesso palla per gli ospiti, che controllano con Ingoia. Adesso cercano Graffeu. Nel frattempo rientra in campo anche Bivona al posto di Calandrino. Dunque questo è il cambio principale. C'è in campo in realtà anche Lopiano. Da parte invece torna in campo il Capitan Rappa al posto di Comito. Anzi no, Comito è lì, laterale, dunque doppio centrale. Poi Sciacca e Salerno con i compiti un po' più offensivi. Comito, Rappa, dialogano i due. Adesso cercano di chiudere la difesa. C'è lì davanti sicuramente Salerno e Sciacca saranno quelle più ricercate. Intanto va giù Salerno, calcio di punizione. Vediamo Comito che sta sistemando il pallone. In precedenza ha cercato uno schema con Sciacca, però questa volta crediamo che possa calciare verso la porta. Vediamo se effettivamente prenderà questa decisione. Il Comito da lì potrebbe fare male. Ingoia e Lopiano in barriera. È uno schema per Rappa, poi deviazione con il contrasto con Bivona. Palla direttamente dalle parti di Mangogna. Ingoia, Graffeo cerca il passaggio su Bivona, non ha funzionato questa volta l'asse, e quindi Rappa batte rapidamente su Comito. Sempre Rappa. Una palla. Scarica Comito, Suola, Salerno, palla di ritorno. Non è la prima volta che però va un po' troppo in anticipo questa volta Comito. Errore da parte di Salerno in questo caso. Comito ruba il pallone, grande intervento. Comito ancora con la punta. Mangogna gli nega questo gol che forse meriterebbe per la prestazione. Una buona gara anche per lui. Rappa, sempre Comito, è passato laterale, le finte, vuole rientrare. Poi Sciacca rientra, Ingoia lo tallona un po', poi Rappa si fa vedere da quella parte. Salerno prova l'anticipo, Bivona ma non riesce. Poi Sciacca, c'è il taglio di Rappa. Sciacca ancora, imbucata, Rappa, le finte, Mancino viene fermato da sempre Lopiano. Si concede anche un buon dribbling. Poi Salerno. Poi l'ultimo tocco è di Stefano Lopiano. Sciacca viene invitato al dribbling e poi al tiro. Prende Ingoia in testa e sarà dunque calcio d'angolo. Minuto 33 di gioco. Non ci stiamo annoiando nemmeno un momento.
Sarà corner, quindi con... Anzi no, rimessa tra le zone comunque offensiva. Sembrava potesse essere un corner. 1-2 con Salerno e Comito. Brutta qui la sponda da parte di Salerno. Errore non da lui, perché sappiamo che questo sia invece un tipo di giocate che predilige. Comito, Sciacca, c'è sul secondo palo Salerno! E poi il palo a Didi, no, ancora sfortunato qui il Fuzzalemere, poi Ingoia fa un grande intervento, scatta da solo, il dribbling, poi scivola e viene fermato da Sciacca che riparte a 1000, Salerno si allarga, Graffeo lo porta verso l'esterno, un po' troppo, calcio di punizione. Sarà calcio di punizione quindi con Sciacca che qui rischia tanto Graffeo perché effettivamente Sciacca vediamo se andrà con uno schema. Infatti è così, Comito calcia con potenza, poca invece la precisione. Mangogna fa lunghissimo cercare Graffeo e trova un aggancio volante, non gli riesce. Sciacca, Comito, Capitan Rappa. Comito di prima, buona l'idea, 1-2 con Salerno, Comito va sul sinistro, può calciare, Mangogna se la ritrova questa volta di sopra, c'era solissimo poi dentro di rigore sia Rappa che Salerno. Comito si è fatto un po' ingolosire, ma anche fatto bene, Ingoia salta l'uomo, poi secondo palo e qui se l'è divorato Lopiano. Gara veramente aperta a tutti i risultati. Sciacca intanto, poi predica calma il capitano Rappa. Sciacca molto largo, cerca la porta ed è l'ennesimo legno, poi Comito e Salerno di testa, traversa, incredibile ciò che stiamo vedendo oggi. Lascia. Comito torna dietro, Rappa, Sciacca, tanta sfortuna per Yemire con diversi legni, 2 di Salerno, 1 di Sciacca. Insomma, diciamo che i miei attaccano, ma non riescono a togliere questo gol. Sciacca, Rappa, cambia tutto verso Comito che vuole un appoggio sulla sinistra, non viene però accontentato, lo fa adesso Salerno quel movimento. C'è Sciacca in mezzo, Comito. Salerno, palla ancora in mezzo, poi Rappa la palla di Mangogna che respinge ancora ma non riesce a trovare questo gol. Yemiri, Comito fa tutto solo, va giù, calcio di punizione. Quarto fallo. Aspetta. Di tutta l'esperienza, l'astuzia da parte di Comito che batte rapidamente, il Rappa non se la sente di calciare, poi va ancora giù, calcio di punizione ancora per Yemiri, questa volta più centrale. Vinto. Abbiamo sempre visto dei passaggi, però questa volta forse un tiro ci potrebbe anche stare. Sta guardando la porta attentamente Comito, che probabilmente starà prendendo le misure. Va Comito! La palla passa! Ed è 2-1, Alessandro Comito porta in vantaggio Yemiri, vantaggio meritatissimo con Comito. Non molliamo. È entrato in campo nel frattempo Totta, ma anche Sanci, anche Interisano e Bivona, dunque 4 cambi. È uscito Calandrino, Ragazzi, senza falli. è uscito anche Graffeo, Lopiano e poi è uscito anche Ingoia. Sale un poco.
uno dei più rapidi però in campo. Manu, punta contro Ciasno, Manu, puntalo. Rappa, Sciacca, Comito, autore dei 2 gol a 2 calciatori, numero 6 e numero 13. Oh, fa sempre a testa fissa. Comito, basta Salerno, Sciacca, vuole l'interno, tacco con Salerno 1-2 che funziona, Sciacca le finte, Sciacca, Mangogna ancora, a dire di no, ma che giocata ancora di Sciacca. Senza fallo. Comito, Salerno di prima, sempre verso Sciacca, non passa il pallone. Poi Totta di prima, palla che passa, Totta si autolancia, Totta! E poi... È rosso! Ed è cartellino giallo per Comito. Ed è anche fuori, dunque calcio di punizione per il Sicilia Futsal. Ha rischiato veramente tantissimo qui Comito, forse anche un altro cartellino. Sul punto di battuta vediamo Totta. Calogero no. Un minuto, capo. Un minuto. Si mettono in barriera sia Comito che Salerno. Una barriera abbastanza talentuosa. Oh, statevi zitti, non parliamo. C'è Totta, vicino a lui Bivona, ma anche Sanci. Hai Totta! Va Totta, calcia con potenza, Rinicella la prende, poi Bivona. Viene respinto il pallone, palla viene gettata in avanti con Sciacca che si autolancia e poi Window! Ed è quinto fallo. Ed anche cartellino giallo per Interisano, che non è d'accordissimo con la scelta da parte del direttore di gara. Posso parlare io? Posso parlare? 2-1 il risultato, ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisiri, ma siamo sicuri che ci seguite fin dalle primissime battute del match. Rappa, sempre Rappa, Comito, si va a vedere Salerno, poi Rappa, Sciacca, si inserisce Rappa, poi Salerno anticipato 2 volte e vince anche il rimpallo questa volta. Passaggio rischiosissimo, Comito mette lontano, c'era la pressione di Interisano. Pallasata da Totta, di testa a Rappa, ancora una volta la meglio e serve Sciacca, palla per Salerno, punta e poi Mangogna ancora una volta a dire di no. Che partita anche di questo portiere. Rappa lascia lì per Salerno, poi Comito, Sciacca, Rappa, spalla alla porta, Rappa, Comito, cerca il taglio dei compagni, poi Sanci molto bravo. E dunque ancora rimessa per gli Emiri con Rappa verso Comito. Duettano sempre i 2 centrali, quasi un doppio centrale adesso, che senta Comito parte come laterale, cerca l'imbucata verso Salerno che fa anche il movimento giusto, ma si deve accontentare di una rimessa laterale. Tempo fuori Bivona, dentro nuovamente Calandrino. Sciacca vuole il destro, Calandrino si frappone tra lui e la porta e dunque rimessa laterale. Entrato in campo nel frattempo Pera. Comito, Pera con il sinistro riesce a passare su Interisano, buona qui la sua giocata, vediamo se calcia, si appoggia, Salerno allo spazio, poi Rappa, Comito ancora, ricomincia gli Emiri. Pera esce bene, va giù, ma non c'è nulla per il direttore di gara. Interisano, Salerno, questa volta lo prende, calcio di punizione. C'è anche un cambio, fuori Pecoraro, fuori Salerno, dentro
Naccari. Dunque ancora panchina per Pecoraro. Punta niente. Totta, Calandrino, Sanci. Esce Naccari in pressione, lui il pivot adesso. Bravo, secondo. Poi calcia verso la porta, Renicella respinge in spaccata, Pera la mette giù, cerca il passaggio 2 volte, vince il rimpallo ma non favorisce comunque il suo compagno, poi scivola un po' Naccari, riesce a rubare il pallone. Pera e ancora Naccari allo spazio per poter attaccare il numero 16 che vuole un dribbling molto complicato, infatti poi si appoggia dietro. Comito. Pera, c'è Rappa largo ma non lo serve, 1-2 con Comito, palla di ritorno, poi chiude molto bene Sanci, poi sempre Rappa a mettere l'ennesima pezza della sua gara. Comito, Naccari, sempre per Comito, grande gara del numero 6, sta giganteggiando in campo, poi pallone su Pera, imbucata a Naccari, si gira e calcia, palla fuori ma si era giocato molto bene qui Sergio Naccari. Mangogna, Interisano si appoggia dalle parti di Sanci, poi 1-2 che non riesce a passare, ancora Sanci che vuole riprendersi il pallone ma non riesce. Pera con in mancina per Pecoraro e poi la parata di Mangogna, ma ancora una volta Pecoraro si è coordinato con una velocità incredibile, cerca il gol Mattia Pecoraro, non gli riesce al momento, tanto sfortunato. Rappa conclusione, poi Interisano cerca anche la porta, poteva forse fare di più, sicuramente avanzare. Naccari, Rappa, mancano 15 minuti alla fine della partita, risultato sempre di 2-1, decisamente stretto il risultato. Pera, Pecoraro duetta con Rappa, poi si torna ancora da Naccari, Pecoraro, le finte, salta l'uomo, Pecoraro ancora con la punta e Mangogna ancora a dire di no, ennesimo miracolo da parte del contropiede, Totta centralmente allarga per la conclusione sotto la traversa da parte di Sanci che fa 2-2, ha avuto 46 di gioco. Sanci, Pareggio Sicilia Futsal. Sanci. Capito, non devi fare niente. E 2-2 risultato, una doppia occasione per gli Emiri con Pecoraro, ma super Mangogna che sta tenendo veramente i suoi in piedi con tanti interventi provvidenziali, alcuni anche miracolosi, oltre che i legni chiaramente. Pecoraro per Naccari, di ritorno verso Pecoraro, poi cerca con il fisico di avere la meglio su Totta che si complica tanto la vita regalando anche la rimessa. Ingoia, Pecoraro, Pera di ritorno, ancora Pecoraro, palla che passa, Pera di ritorno per Pecoraro, poi Naccari sul sinistro, può calciare, non trova il tempo giusto per colpire verso la porta, poi si appoggia Pecoraro, vuole il destro, fermato da Calandrino, adesso Ingoia, può partire il numero 21, è molto veloce, poi fermato da Capitan Rappa, tutto regolare. Pecoraro viene fermato da Ingoia, se l'è riconquistata di Sicilia Futsal, che gli deve su Pera che però non ha bocca, molto bravo qui a non concedere. Una buona gara quella del Sicilia Futsal, del tecnico Messina. Tanto Pecoraro, buono qui il suo lavoro, va sul mancino, cerca ancora la porta. Palla fuori, non riesce a tenere in campo Ingoia. Sarà rimessa laterale con Naccari, minuto 48 di gioco. Nel frattempo mancano 12 minuti. Rappa
Pera. Sempre Rappa. Pera, 1-2, Rappa, salta il portiere ma poi non riesce a concludere verso la porta. Era buono il suo aggancio, ma soprattutto super l'intervento di Graffeo. Pera. Pecoraro vuole il suo destro, lo fa adesso. Palla alta, anche di molto. Prende posizione Graffeo lì davanti. Mangogna lo sta guardando. Ingoia. Pressione alta di Pecoraro, qui fa un buon lavoro. Battuta lunga verso Graffeo, decisamente sbagliata da parte di Mangogna. Rappa, palla su Pera, cambia gioco molto bene. Pecoraro punta e poi Mangogna ancora una volta se la ritrova lì sul primo palo. Ottima risposta ancora da parte del giovane portiere numero 99. Nel frattempo sentiamo, essendo sotto la postazione della panchina del tecnico Messina, che la prossima ci sarà il time out. Rappa, Naccari, Rappa, accorcia Pera, si inserisce Pecoraro, palla sulla profondità, poi Ingoia, molto bravo qui a lavorare, e poi chiamato anche il time out. Dunque minuto 49 di gioco, anzi 50, 2-2 risultato, mancano 10 minuti, poi qualcosina da recuperare, c'è tanto caldo, però le due squadre stanno veramente giocando al massimo quest'oggi. Una classifica che potrebbe complicare i sogni degli Emiri. Che hanno l'obiettivo del secondo posto, distante appena un punto, con il Città di Marsala che oggi è impegnato. Loro sbagliano i passaggi ci fai il centro della difesa. Mancano 9 minuti alla fine del match, ma chiaramente qualcosa da recuperare ci sarà. Ci immaginiamo almeno un minuto di time out e poi forse per qualche altra interruzione. Non ce ne sono state molte, in realtà bisogna anche essere sinceri, però almeno 2 minuti credo che siano d'obbligo per questo match. Poi vediamo il signore di gara oggi cosa deciderà. Nel frattempo rimessa laterale per il Sicilia Futsal. Peppe, decidi tu. Battuta lunga, Rappa anticipa nettamente Graffeo. E ancora rimessa. Sempre per giocatori in maglia azzurra. Palla in verticale per Ingoia, blocca Renicella senza problemi. Pera la controlla con il mancino, poi si appoggia. Rappa può avanzare diversi metri, sa che c'è tutto il campo, lui se lo prende e poi però si prende anche una responsabilità, ovvero quella di velocizzare il gioco verso Pera. Palla decisamente slargata. Non ci entrano, Manu, puntalo. Comito di testa per Sciacca, una buona palla. Sciacca, Mangogna ancora. Intervento provvidenziale del portiere che poi tiene ancora il pallone e cerca anche la porta. Ci ha provato, non ci è riuscito. Rinicella subito verso Sciacca che guarda anche la porta. Vediamo se calcia anche lui. Poi lotta con Graffeo. Rappa. Comito. È stato lui l'autore in precedenza dell'assist verso Sciacca. Rappa, c'è Pera che vuole il sinistro. Comito, palla incollata, poi cerca il mancino. Mangogna quasi la faceva passare, poi in realtà blocca. Palla lunga a cercare Totta con il mancino esterno. Cerca catenaccio e contropiede. Ma c'è stata anche una deviazione, sembrava di no da qui, ma non per il direttore di gara, che dà quindi un calcio d'angolo minuto 53. Sprecato però. Rinicella molto preciso su Sciacca che non aggancia, era molto complicato. Calandrino.
Minuto 53 intanto. Ingoia non lo fa passare, Sciacca che chiude e sbarra la strada, voleva anche la rimessa. Non ne però per il dietro di gara, poi Rappa con il fisico, con tanta esperienza e con qualità soprattutto, ferma Totta. Comito, Sciacca, vuole il dribbling e conclusione. Ingoia ancora una volta non è d'accordo nel far passare questo tiro. Rappa, tanto in campo anche Shortino al posto di Pera per questi ultimi minuti della partita. Comito vuole il destro, viene però murato, ancora una volta Comito cerca il pallone su Sciacca che calcia, si impenna il suo destro, poi il modo di palla terminata fuori, prende anche la traversa, insomma un po' una costante di questa partita. Ingoia lotta con Sciacca, vuole il dribbling, trova però l'ultimo tocco del numero 3 giocatore del gol dell'1-1 e dell'1-0, scusa, e probabilmente anche il migliore in campo della partita. Poi palla su Sciacca di testa, Calandrino, Ingoia, lotta a Rappa che non lo vuole fare passare, ci riesce molto bene Ingoia, palla sul secondo palo e Loppiano non si era inserito con i tempi giusti, ma ancora una volta sta rischiando tanto il Futsal Emilia che nonostante la gestione quasi totale di questa partita alle volte un po' pecca forse di superficialità in fase difensiva perché ha concesso azioni comunque importanti. Sciacca per Rappa, ancora Sciacca va sul sinistro, chiude ancora una volta Totta, poi rientra, va giù e adesso dovrebbe essere tiro libero, vediamo, è tiro libero con Sciacca che va sul pallone, poi si chiede a gran voce anche la battuta di Comito che però lascia lì a Sciacca dicendo vuole battere lui, diamogliela a lui questa possibilità. Lui è stato tanto sfortunato in questa partita, ha fatto un gol ma ne avrebbe potuti fare veramente tanti con un super Mangogna a dirgli sempre di no e adesso lo può sfidare ancora e questa volta con un'occasione più ghiotta che mai. Va Sciacca! Epoca Mangogna ed è 3-2 risultato, l'esultanza con i compagni e adesso gli Emiri sono sopra e credono ancora sempre di più al secondo posto. Una partita perfetta per Manuel Sciacca, 2 gol, tanta sfortuna, un legno, tante giocate buone, insomma veramente una partita da incorniciare. Intanto il palo anche di Lopiano che ha provato a beffare Rinicella che forse non si aspettava il tiro da lì. Shortino, c'è Rappa vicino a lui ma non lo serve. Comito, adesso si gioca con 3 giocatori molto difensivi come Comito, Rappa e Shortino. Shortino anticipa, poi prova anche una conclusione. Shortino, Sciacca nasconde il pallone ed è ancora tiro libero e questa volta viene chiamato Alessandro Comito, però forse vuole battere Shortino, vediamo. E dovrebbe andare Shortino. Andrà lui contro Mangogna. Sciacca lo ha già battuto, vediamo se Shortino seguirà il suo esempio. Shortino di potenza! Più preciso di così non si può. Shortino fa 4-2 adesso. 4-2 risultato. Adesso dovrebbe giocarsi con il quinto uomo di movimento per il Sicilia Futsal e infatti vediamo Sanci che sarà il quinto uomo per questi ultimissimi minuti di gara. Ricordiamo, mancano 2 minuti, poi qualcosa da recuperare. Poi concluso primo, Rinicella cerca la porta ma non entra il pallone. Vicinissimo Rinicella a questo gol.
Sanci batte verso Calandrino, cerca il tutto per tutto mister Messina adesso. Calandrino. Chiamalo, Miki, chiamalo. Totta, cambia gioco. L'aggancio è Mancino, Davanti, tentato da la volta, Interisano. Davanti. Vieni, Beppo. Poi minuto intanto 58 e 30 secondi, manca 1 minuto e mezzo più il recupero. Totta, Calandrino può allargare il gioco, vediamo se lo fa, cerca invece l'imbucata, sbaglia tutto. Comito aggancia con la sola deliziosamente, partita sublime da parte del professore Comito. Rappa. Shortino, passaggio un po' rischioso, Rappa, Comito. Adesso giro palla perfetto di Sciacca verso Rappa, secondo palo Mangogna. Vola. Era una grandissima occasione da calcio a 5 per il Futsal Emiri, poi Totta un po' si infuria con i compagni. Aspetta. Terisano. Totta. Calandrino. Palla ancora dietro per Calandrino che allarga bene da Interisano, scambia lo piano, cerca il passaggio in mezzo, Totta non trova, poi Sciacca, palla che rimane lì e con la punta Interisano riapre la partita, 4-3 il risultato e adesso ci saranno veramente gli ultimi minuti che saranno di fuoco. Comito, poi l'ultimo tocco da parte di Interisano, sarà rimessa laterale con Comito che guadagna diversi secondi. Siamo arrivati adesso al minuto 60, dunque i minuti regolamentari sono terminati, però c'è qualcosa da recuperare. Intanto cerca di difendere il pallone a testa grossa che con il fisico si fa sentire, poi lascia arriva a Comito, palla deviata. Nel frattempo si sente anche la voce del presidente Rampolla che dice è finita, ma chiaramente c'è ancora il recupero da sancire. Testa grossa poi se la porta con una deviazione. Comito ancora e sta giocando lì sulla bandierina che non è presente chiaramente, ma in maniera astratta potremmo anche dirlo. Tipo giallo per testa grossa, entra e prende subito il cartellino giallo. Sali, non glielo fare fare! C'è Calandrino. Poi batte la punizione, ma bisogna cambiare. Sono 2 minuti, dunque al minuto 63 finirà la partita. Anticipo di Shortino, buono questo lavoro, lotta con Calandrino, poi palla rimane lì. Interisano sguscia via sulla velocità con Rappa, poi prova il tiro, prende Comito sulla coscia, sarà calcio d'angolo. Aspetta, Michele! Nino! Adesso prova tutto per tutto il Sicilia Futsal che sta credendo in questo pareggio. È stata una grande partita comunque per gli ospiti. Calcio d'angolo sprecato con Calandrino. Giocala! Poi ancora deviazione. Michele! Giochiamola! Stefano! Adesso dormi! Sempre Calandrino per Sanci che cerca la porta, deviazione, Rappa, porta vuota il palo, l'ennesimo di questa partita per il Futsal Emiri che continua il suo buon rapporto con i pali. Sarà calcio d'angolo, non rimessa laterale. Lottano Comito e testa grossa. Poi Rappa, pressione alta di Totta, Rinicella, mancano 40 secondi, va direttamente lungo, però la palla è già uscita. Presa ovviamente la parte di sopra della rete. Totta, Rappa non si passa dalla sua parte, poi prova anche a calciare, prende la panchina però. Sanci verso Interisano, passaggio da rivedere. Torna in porta Mangogna nel frattempo. Pressione! Rappa, Rinicella, poi passa il pallone, però rischiando veramente tanto, ma va bene così, vince ancora
il Futsal Emiri, lo fa con il risultato di 4-3 contro un Super Sicilia Futsal che comunque esce dal campo a testa altissima. Una gran bella partita quest'oggi in questo campionato di Serie C2 che vede vincere il Futsal Emiri con il risultato di 4-3 e dunque sale adesso a quota 40 in classifica. In attesa dei risultati degli altri campi può veramente iniziare a sognare il secondo posto. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio.